Chiamerei Patrizia Sproni, Presidente del Museo Marino Marini di Firenze e Presidente di Confcultura. L'intervento verte su il Museo del futuro, coinvolgere nuovi pubblici e fornire chiavi di lettura comprensibili del quotidiano. Io sono il direttore della holding che gestisce i servizi nei musei fiorentini. 14 musei statali, li gestiamo da 20 anni perché abbiamo partecipato 20 anni fa alla bando permesso dalla legge Ronchey, che appunto ha permesso l'ingresso dei privati all'interno dei musei statali. Abbiamo quasi 8 milioni di visitatori nei nostri musei e abbiamo un problema inverso a quello che è stato illustrato qua. Abbiamo a Firenze un problema di eccesso di successo, come si dice, quindi abbiamo un problema di gestione dei flussi turistici che sono eccessivi per quel fenomeno che è chiamato overtourism. Quindi, come vedete, il turismo culturale, perché di questo si tratta, nel nostro paese ha vari aspetti. Da una parte quelle destinazioni di cui vi parlava sono overcrowded, come si dice, sovraffollate, e dall'altra la necessità di prendere questi flussi e trasferirli altrove, anche in Sardegna. Non ultimo, io mi occupo anche di Europa perché sono il chairman, anzi la chairperson, visto che sono una donna, della piattaforma tecnologica europea per i beni culturali. Abbiamo lottato in Europa per introdurre il concetto del patrimonio culturale dentro il programma Horizon 2020, che come sapete ha inserito la cultura all'interno delle Societal Challenge, quindi delle sfide sociali, e devo dire che questo risultato poi stiamo raccogliendo i frutti. Proprio 2 giorni fa la Commissione europea ha varato l'agenda per la cultura, focalizzando appunto sulla cultura ciò che sarà la crescita dell'Europa nel futuro dal 2020 al 2027, raddoppiando i miliardi di euro sul settore, quindi ci saranno tantissimi soldi in più per chi farà ricerca e innovazione nel settore culturale, non soltanto nel nuovo Horizon 2030, perché andremo al 2030, ma anche per quello che riguarda Creative Europe, cioè imprese creative e culturali, perché la focalizzazione sarà proprio sulle imprese creative e culturali. Quindi grandi potenzialità. Stamattina Joseph, ma anche l'assessore, ha parlato di potenzialità. Io credo che bisogna cominciare invece a parlare di potere, perché possiamo. Allora, farò una serie di bullet points, visto che questo è una sorta di seminario e non una semplice conferenza che probabilmente vi annoierebbe. Punto 1, i dati. Abbiamo parlato di dati, abbiamo tantissimi dati. Questo è un paese che prima non aveva dati, adesso stiamo morendo di dati. Abbiamo dati che non sono però parametrabili. Come sapete, finiamo in tutte le posizioni, almeno forse la quinta, si dice l'Italia è la quinta destinazione turistica. In realtà abbiamo scoperto che questi indici nei quali noi veniamo inseriti non possono essere parametrati a quello che noi siamo. Perché il nostro paese, che se ne dica, e qui io non sono molto d'accordo con i turistologi, è un paese unico, assolutamente straordinario. Questa unicità, a mio parere, quindi non può essere parametrata, perché tutte le 1000 sagre di cui parlava Egiarche, per me sono un valore positivo, non sono un problema. Dobbiamo trasformare questa parcellizzazione, questa eccessiva, forse, frammentazione in un dato positivo. Secondo problema del dato, noi abbiamo dati aggregati, abbiamo dati quantitativi, ci mancano i dati qualitativi. Non conosciamo, ovviamente qui sto parlando in particolare del mondo del patrimonio culturale, dei musei e istituzioni culturali, noi non sappiamo chi sono i nostri frequentatori, non li abbiamo profilati. E questo, come potete immaginare, ci fa perdere moltissimo, perché non riusciamo a sapere non solo che cosa vogliono, ma chi sono. Quando io in Piazza Duomo a Firenze trovo il turista che mi chiede dov'è la torre pendente, no? Perché questa è una delle domande più comuni,
e io li mando a Pisa a piedi quasi sempre perché mi arrabbio, vuol dire che noi non sappiamo chi sono quelli che sono lì, non sappiamo perché non sanno, voglio dire, dov'è la torre pendente, oppure quello che una settimana fa ha fatto un reclamo agli Uffizi perché non aveva potuto vedere la Monna Lisa e pensava che la sala fosse stata chiusa apposta. O ancora peggio, quella coppia di giovani italiani che è andata a Boboli, al giardino di Boboli, a Palazzo Pitti, e ha chiesto a che ora chiudono le piscine. E il nostro custode dice: ma qui non ci sono le piscine. Dice: ma come, avete messo nel sito Vasche Medice, quindi vuol dire che ci sono delle piscine. Quando gli è stato spiegato che le Vasche Medice erano, come dire, dei monumenti o comunque erano degli oggetti, diciamo così, d'arte, si sono arrabbiati dicendo che era stata un'informazione negativa. Quindi non sappiamo, ed era una coppia di giovani trentenni, quindi non stiamo parlando di stranieri australiani che vengono da chissà dove. Allora, questo vuol dire che noi non conosciamo i nostri turisti, non conosciamo i nostri visitatori. Quindi, prima di tutto, dati. E io qui vorrei dire che, visto che la Sardegna è un'isola, visto che la Sardegna è un luogo, come dire, particolare, perché non avere un osservatorio vero, non quegli osservatori di cui si parla tanto, con una profilazione che oggi si può fare attraverso, voglio dire, tutti quanti i sistemi informatici avanzati del pubblico che viene in Sardegna, chi sono, cosa vogliono, tutto questo è possibile attraverso gli smartphone, come sapete, attraverso una profilazione quasi fino al nome e cognome, perché poi lì interviene la privacy e non possiamo più andare avanti. Numero 2, punto, digitale. Si parla tantissimo di digitale. Noi siamo indietro, nel senso che i nostri musei, come poi molti di voi avranno avuto esperienza, hanno dei siti veramente arcaici, hanno una interazione digitale col pubblico molto primitiva, ma io qui pongo la domanda a voi che siete operatori. Più che quanto digitale, che io darei per scontato, perché quello di avere un sito decente è ormai, come dire, un obbligo, come il digitale. Io sto vedendo una profilazione e una corsa alla realtà virtuale, alla realtà aumentata, va benissimo, è giusto, ma come tutto questo? E vi faccio 2 esempi. Noi abbiamo fatto con un museo fiorentino un progetto europeo insieme alla National Gallery di Londra e a un museo francese e abbiamo creato un ologramma, un avatar, come una sorta di guida per una sala speciale di un museo con una scultura importante. Quindi quando il visitatore arrivava si, come dire, manifestava questo avatar, questa figura virtuale che raccontava la scultura, quindi un'interazione in tutte le lingue del mondo. Allora, cosa è successo? Abbiamo avuto persone che sono scappate urlando dalla stanza, terrorizzate, no? Nonostante noi avessimo messo un cartello scritto, quindi analogico, cartaceo, scappavano via. La colpa fantasma, brava. Tutti hanno pensato al fantasma che si materializzava all'interno del sito storico. Questo vuol dire che noi abbiamo sbagliato completamente, abbiamo sbagliato approccio. Vi faccio un altro esempio, Museo di Pechino, mia esperienza personale, la tomba di una regina, quindi archeologia, di una regina siberiana, in cui il Museo di Pechino, il Museo Nazionale di Pechino, tutto scritto in cinese, non pensate che ci siano didascalie in inglese, non è così. Quindi una tomba di una regina, come potete immaginare, un qualcosa di preistorico, quindi 2 pezzetti di qualcosa di marrone, 2 pezzetti di qualcosa di verde. Vabbè, come uno si avvicina, un ologramma ricrea la tomba della regina così come era stata seppellita e capisce che quel pezzettino di osso che vede, che manco sa che è un osso, per essere precisi, quel pezzettino marrone è appunto una parte del corpo di questa donna, quel pezzettino verde è parte di una collana
quell'altro pezzettino è una cavigliera e vede esattamente come questa donna è stata sepolta e la sua importanza. Allora qui la tecnologia è positiva, aiuta il visitatore, bypassa la barriera della lingua e fa capire a chi guarda che cosa sta guardando. E questo poi sarà un pezzettino dell'altro punto. Quindi il digitale può essere estremamente utile, così come la realtà aumentata all'interno dei siti archeologici può far capire che quel sasso era parte di un tempio oppure quel fregio era parte di qualcosa di molto più importante. Quindi un uso intelligente della tecnologia è funzionale all'educazione e a quella che Egiarche appunto chiamava esperienza, ma anche emozione, evidentemente. Punto. Perché non è che ricordo sempre tutto. Pubblici. Problema dell'audience engagement. Abbiamo bisogno tutti di aumentare la nostra audience, ma anche forse di focalizzarci su questi pubblici. E allora, che cosa sta venendo fuori? Sta venendo fuori che il nostro patrimonio culturale è sempre più distante dalle nostre culture. E siccome i pubblici che stanno arrivando appunto in Italia, che nessuno lo ha detto, ma è la prima destinazione del sogno, questo lo dice il World Brand Index, l'Italia è la prima destinazione del sogno. Quando qualcuno sogna di venire in Italia, e io dico ci credo, assolutamente. Io viaggio moltissimo e francamente non vivrei altrove, questo ve lo posso dire per certo. Peraltro sono molto convinta della superiorità antropologica degli italiani, come vedete, voglio dire, sopravviviamo a tutto. Quindi i pubblici, nuovi pubblici che vogliono venire in Italia, i cinesi. Ieri ho visto uno streaming di un intervento che appunto parlava dell'aumento del pubblico cinese. Come noi riusciamo a decodificare la nostra cultura rispetto a questi nuovi pubblici, ma anche come noi riusciamo a decodificare la nostra cultura rispetto alle giovani generazioni. Faccio due esempi. Come Uffizi ci chiedono di fare una grande mostra per un evento, non mi ricordo, i 150 anni di questi patti fra nazioni, una grande mostra con i capolavori del Rinascimento, con i capolavori della nostra cultura. Quindi noi portiamo 80 capolavori. Cosa portiamo? Portiamo quello che è la committenza religiosa, evidentemente, perché nel Rinascimento la committenza era prevalentemente religiosa. Quindi portiamo una Vergine, la Madonna, una Vergine. Potete immaginare, per chi non crede, chi non è cattolico, chi non è cristiano, cosa vuol dire una Vergine che ha un bambino? No? È stranissimo, nessuno sa che cosa vuol dire. Questo bambino, che è Gesù Cristo, viene adorato dai re e poi viene flagellato, Botticelli, e crocifisso. Allora, voi sapete che i cinesi non hanno la figura umana all'interno della loro pittura, così come l'Islam. Voi sapete che i cinesi hanno una tortura diversa dalla nostra, è una tortura che non si vede perché loro aborriscono il sangue, aborriscono, voglio dire, questo tipo di esternalizzazioni. Quindi noi abbiamo portato in visita guidata i grandi imprenditori di Pechino che se ne sono andati via disgustati. Abbiamo sbagliato codice, ancora una volta. Abbiamo sbagliato codice perché abbiamo avuto la presunzione che il nostro stilema culturale fosse capito da tutti. Abbiamo rimediato come? Abbiamo rimediato con una mostra sui volti del potere, sulle dinastie, perché loro hanno le dinastie. La dinastia Qing, la dinastia Ming, come sapete, sono le loro dinastie importanti che capiscono. Quindi siamo andati incontro al loro codice per far capire un pezzo della nostra cultura. Quindi questo è un altro sforzo che gli operatori dovranno fare, tradurre tutto quello che noi abbiamo in modo da farlo capire. Numero 2, i giovani. Altro esempio. Io avevo una scolaresca a Palazzo Pitti e di bimbi di 10 anni
e gli faccio vedere il soffitto decorato. Gli dico: vedete ragazzi, questo si chiama trompe-l'œil, no? Sapete, il trompe-l'œil vuol dire inganna la vista. Loro guardano il soffitto e assolutamente indifferenti dicono: ah, vabbè sì, questo è un 3D. Quindi loro hanno tradotto immediatamente nel loro linguaggio qualcosa che io non ero invece stata capace di indicare nel loro linguaggio. Le giovani generazioni hanno un gap, perché noi non pensiamo che ce l'abbiano, ma ce l'hanno. Davanti a un quadro in cui noi facevamo vedere, vedi quello lì è il fuso che viene usato per filare la lana, il fuso di Biancaneve, per essere precisi, insomma, di quelle favole lì, e loro hanno guardato e dicono: ma che cos'è questa roba? Non lo sanno che cos'è un fuso, non lo sanno più, non sanno più che cosa vuol dire filare la lana. Vedono un oggetto sul quadro e non hanno più un riscontro con la loro realtà. Quindi noi non possiamo più parlargli così. Dobbiamo magari fargliela vedere dal vivo, perché altrimenti non capiscono che cos'è quel dipinto. E qualsiasi sforzo noi facciamo non lo capiranno mai. Quindi dobbiamo magari creare un fuso dal vivo, farglielo vedere e raccontargli tutta la storia prima che lo capiscano. Quindi anche qui l'importanza di un decodificatore. Questo è importantissimo. È quello che dovete fare voi che siete operatori. Comunicazione, altro punto dolente. La comunicazione è appunto è esperienza, è quello che è. Volevo far vedere un video. Per favore, mi potete mandare il video? Ok, avete visto? Allora, questo era un video per pubblicizzare un museo di storia naturale che aveva un enorme problema di pubblico. Quindi cosa fare? Uno, non abbiamo soldi, questo è il mantra, no? Non ci sono soldi per la comunicazione. Allora, l'idea è semplicissima. Siccome hanno dentro un dinosauro, hanno creato un osso finto, lo hanno dato a un cane, lo hanno scatenato nell'area pedonale della città, lo hanno inseguito con una GoPro, con una telecamera. Questo video ha avuto più di 5 milioni di visualizzazioni. Nel frattempo c'erano dei volontari che davano dei volantini per spiegare che cosa stava succedendo. Naturalmente il cane è diventato la mascotte della città e tutti sono voluti andare a vedere l'osso. Quindi dal giorno dopo il pubblico nel museo è raddoppiato e si è mantenuto appunto con queste iniziative. Costo dell'iniziativa 250 euro. Quindi la comunicazione è fondamentale e si può fare con qualsiasi cosa. Quindi quando io sento i siti archeologici sono difficilissimi da comunicare perché non abbiamo soldi,
perché abbiamo soltanto degli oggetti, come dire, inanimati che fanno fatica a raccontare una storia, dico non è vero. Questo è l'esempio lampante, come vedete, 250 euro per una campagna di 4 milioni di visualizzazioni. È un aumento dal giorno dopo, voglio dire, cioè del 50% dei visitatori, che poi davvero è andato crescendo. E poi pensate al tipo di pubblicità per il museo, che all'interno della Germania improvvisamente è diventato il museo più famoso della Germania. Quindi anche per quello che riguarda le realtà della Sardegna, io sento tantissimi operatori che mi dicono ma ci mancano i soldi, non abbiamo i soldi per fare comunicazione, abbiamo tantissimo patrimonio ma non abbiamo il denaro per sostenerlo. Dico, non è così. Mettete al lavoro le menti creative che qua ci sono, ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi giovani intelligenti che fanno questo, basta a volte avere un'idea. L'ultimo, così poi mi taccio, il paradosso del turismo. Allora, Egiarche ha parlato appunto di focalizzazione, di ottimizzazione, eccetera. Io dico che il turismo è fatto appunto di paradossi. Non appena un luogo incontaminato, bello, diventa conosciuto, viene rovinato. Quindi l'esperienza, che oggi è fatta sempre più di esclusività, la gente cerca esclusività, bisogna, come dire, dosarla e saperla dosare. Io penso che per quello che riguarda il turismo e per quello che sta succedendo a livello globale, siamo noi che dobbiamo sceglierci i turisti che vogliamo, Joseph, non andare a prenderli tutti. Siamo noi che dobbiamo scegliere i turisti che vogliamo. Numero 2, devono pagare caro, devono pagare tutto, come diceva qualcuno un po' più rivoluzionario di me, assolutamente. E vi faccio un ultimissimo esempio. Piscina Mirabilis vicino a Napoli. Porto un gruppo di amici professori americani. Voi sapete che cos'è la Piscina Mirabilis? È una cisterna d'acqua meravigliosa che praticamente è in realtà come una chiesa gotica. Allora, per arrivare alla Piscina Mirabilis si arriva in auto fino a un certo punto, dopodiché si fa un tratturo quasi di campagna a piedi, si arriva al casotto della custode. Noi siamo arrivati, c'era un profumo di sugo che vi assicuro era una cosa meravigliosa. La custode, che ha dei problemi alle gambe, non dice va bene, io non posso venire, vi do la chiave, ci dà la chiave, una chiave grande così. Apriamo noi il portone di questo luogo, entriamo in questa chiesa gotica con un'emozione enorme. E io, che sono un operatore culturale, dico porca miseria, un posto così non ha una biglietteria, non ha un bookshop, non ha una caffetteria. E i miei amici americani mi dicono tu sei pazza. Noi siamo disponibili a pagare tantissimo per un'esperienza di questo genere, anziché arrivare in un luogo, voglio dire, dove troviamo servizi che troviamo dappertutto. Quindi il paradosso del turismo ci dice no omologazione. No omologazione. Dobbiamo, ripeto, scegliere noi i turisti che vogliamo. Siccome ce lo possiamo permettere, nonostante quello che ci dicono, e poi magari nella tavola rotonda potete dibattere questo concetto, allora scegliamo noi i turisti e stiamo attenti, perché la Sardegna è ancora nelle condizioni di fare questo tipo di scelta, è ancora nelle condizioni di pensarla. Firenze non è già più così, e sta tornando indietro, e come avete visto Amsterdam sta tornando indietro, Berlino sta tornando indietro. E ricordatevi che appunto il turista sempre di più vorrà qualcosa di unico. Allora, perché abbia qualcosa di unico, bisogna mantenerlo tale e pensarci prima. Grazie. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.